Daydream, anticipazione episodio 138, Jeanne e Sanem, un nuovo inizio. Jeanne, grazie al supporto dell'investigatore, riesce a mascherare Jit. Jeanne, pensando erroneamente che lei voglia credere di nuovo all'editore, se ne va, mentre Sanem dice chiaramente a Jit che deve rimanere fuori dal suo privato. Jeanne raggiunge la sua auto e vorrebbe andare. Sanem lo raggiunge e gli dice di voler parlare. Jeanne le chiede perché non voglia fidarsi di lui, ma lei nega che sia così. Jeanne dice che la sua felicità e i suoi problemi sono anche suoi, le chiede cosa vuole che faccia e Sanem risponde che non deve lasciarla di nuovo sola. Lui nega di volersene andare, le risponde di averlo capito. Allora Jeanne le chiede cosa voglia da lui. Sanem gli risponde decisa con un dolce bacio. In breve, Sanem realizza di aver baciato il suo vicino di casa e si scusa immediatamente, ma Jeanne le dice che non c'è nulla per cui essere dispiaciuta. Sanem afferma che probabilmente si è trattata di un colpo di sole, non è quel tipo di ragazza. Sanem fugge alla fattoria e Meriban la trova a parlare da sola con lo spaventapasseri. La ragazza poi si avvicina al gruppo di amici e nella sua confusione emotiva Sanem dice che si sono baciati e che però dimenticheranno. Tutti rimangono sorpresi, così Sanem si affretta ad aggiustare la cosa senza rivelare nulla. Sanem riceve una lettera da Ijit nel quale si scusa di tutto, le augura di essere felice e le comunica che tornerà in Canada. In più, come regalo di scuse per lei, le comunica di aver ceduto i diritti del suo libro a una casa editrice americana. Alla fattoria intanto Sanem è preoccupata perché non riesce a rintracciare Jeanne e chiede se qualcuno sappia dove si trovi. Va verso casa di Meriban e nota che la sua auto è lì. Allora entra per verificare se per caso lui stia ancora dormendo, ma non lo trova neanche in casa. La ragazza teme ovviamente che se ne sia andato di nuovo, ma poi vede che le sue borse e le sue cose sono in casa e sa che lui non se ne separerebbe mai. Aziz e Meriban la trovano lì e chiedono cosa stia facendo. Lei, con i boxer di Jade in mano, si inventa che sta cercando dei panni per fare il bucato. Sono vicini di casa, hanno bisogno l'uno dell'altra. Poi chiede anche a loro se sanno dove sia Jeanne, ma la risposta è negativa. Sanem viene raggiunta dalla sorella che vuole parlare con lei. Leila le chiede se lei e Jeanne si siano riconciliati e Sanem rivela di averlo baciato e poi di essere scappata. Ora non riesce più a trovarlo e non sa cosa farà se non tornasse più. Leila vorrebbe continuare la conversazione, ma nuovamente Sanem corre via. Poco dopo, mentre il gruppo è riunito, ecco arrivare Jeanne e Sanem corre ad abbracciarlo. Lui le chiede cosa sia successo e se lo bacerà in modo provocatorio. Lei si gira e nota che tutti li stanno guardando, piacevolmente sorpresi. Bulut e Jeanne comunicano che è stato risolto il problema delle creme, dato che venivano vendute senza licenza e pertanto l'hanno denunciato. Sanem abbraccia Jeanne ripetutamente e si giustifica dicendo che lei sapeva già tutto ma non voleva rovinare la sorpresa agli altri. Jeanne la stuzzica chiedendo se non si meriti un bacio dopo aver fatto questo, poi Sanem racconta della lettera ricevuta da Ijit. Alla sera Sanem e Meriban parlano in giardino di Albatros. La ragazza è tormentata perché pensa che lo abbia indotto a vendere la sua barca. Meriban le dice che se pensa di aver messo in gabbia l'Albatros è il caso che lo liberi. Se è davvero il suo Albatros tornerà sulla sua spalla. Sanem però non vuole che torni sulla sua spalla, ma dentro il suo cuore. L'indomani Jeanne cerca Sanem, chiedendo anche a Meriban. Lei gli risponde che non sa nulla, ma che la sera prima sembrava preoccupata. Lui fa presente che Sanem non era all'incontro di lavoro e non gli risponde al telefono. Intanto in drogheria, mentre tutti i clienti comprano cose dolci, torna Mekibè, avvisata da Leila della salute del marito e della sua continua ricerca di cose dolci. La donna gli dice che ha bisogno di tutti questi dolci perché ha sentito la sua mancanza. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!